Purtroppo, guardate, si stanno un po' perdendo le tradizioni, ma senza volerlo, senza colpa di nessuno. Se voi guardate i ragazzini di oggi, ma in tutto il mondo, non solo in Sardegna, sono tutti uguali. Parlano nello stesso modo, fanno i gesti all'americana, mangiano gli hot dog, si vestono uguali. Se non ci fossero i genitori che insegnano loro le tradizioni e la nostra fierezza, il nostro orgoglio di essere sardi, lo perderemmo. Per cui era ovvio cominciare da loro. Mini Folk Porto Torres.
L'applauso è partito spontaneo, riconoscibile ovviamente dalla sua struttura, il ballo tondo, ma io, ballo tundu, io vorrei dare questo fiore, eccolo qui, come ti chiami? Nicola, un applauso a Nicola che ha il testimone in mano che servirà evidentemente per il prossimo ballo, un ballo a passo, si stanno posizionando i ragazzi, poi vi darò due informazioni sull'abito di Porto Torres perché ci è voluto un lavoro deciso dall'associazione che è stato molto lungo ma evidentemente proficuo perché ha dato vita poi all'abito di Porto Torres, poi ve ne parlerò meglio. Per adesso ho dato il tempo al mini folk di posizionarsi che è pronto per il prossimo ballo. Balla passo!
trascinati dalla forza energica, dal ritmo incalzante dell'organetto di Giuseppe Cobeddu, il gruppo Mini Folk di Porto Torres, che vi saluta con il loro modo di salutare particolare, ovviamente a modo loro. Guardala, non